Bentornati amici di Alta Pressione, siamo sempre qui a Sassari ad occuparci di un tema molto particolare, amore eterno, esiste o no? Parliamo di amore eterno, esiste o no? Non lo so, è solo che sa tanto di qualcosa che ricorda i tempi da bambini, cioè l'amore eterno di solito è nelle favole, non so se esiste davvero. Inquadriamo un attimo la faccia del fidanzato perché... Penso di sì, si deve ancora trovare, non lo so, chi lo trova è fortunato. Ah, quindi dici io ancora non ho trovato l'amore eterno? Devo vedere ancora con lei, ci siamo appena messi. Ma penso di sì, penso che sia lei. Ah, ho capito. Invece tu cosa pensi? Credi che lui possa essere il tuo unico amore? Quindi, che esperienze hai a questo riguardo? Esperienze molto brutte, devo dire. Vabbè, ma a quest'età è ovvio che per quest'età è ovvio che l'amore eterno è qualcosa di molto utopico, devo dire. Quindi un sogno, ma comunque tu nei tuoi sogni c'è l'amore unico? Sì, è ovvio. Secondo te quindi è possibile che si ami un'unica persona e che non ci siano poi incidenti di percorso? Sì, questo sì. Tu riusciresti a mantenere testa a un amore lungo, che ne so, 60 anni? Penso di sì, se è la persona giusta sì. E tu? Penso di sì, devo vedere, penso di sì comunque. Penso di sì, non lo so. Secondo te? No, non esiste. Ah, quindi abbiamo insomma un'ambiguità, da una parte sì, da una parte no. Vabbè, magari possiamo unirvi, magari facciamo anche l'agenzia matrimoniale. Allora, quindi secondo te è possibile che una coppia tenga duro fino a, che ne so, 50, 60 anni? Sì. Ma tu hai mai avuto esperienze negative in ambito amoroso? Ma sì. E quindi queste esperienze negative non ti hanno portato a pensare insomma ma sì, ma io resto solo? No, vabbè, ma la faccia, no. Non così tanto negativo, ecco, no, a quel punto. E secondo te invece il tradimento è contemplato in una coppia che si ama? Bella domanda. Sì, succede anche questo, sì. Mi sa che tu... No, io no. Però tu sei bravo. Può capitare, voglio dire. Tu perdoneresti un tradimento? No. No, non lo so in realtà, dipende dalla situazione, dal momento, ci sono un sacco di attenuanti al tradimento. Ad esempio, quale potrebbe essere un attenuante a un tradimento? Troppe domande, non lo so. Dai, siamo al quizettone, va. Non lo so, un attenuante al tradimento, Silvia, aiutami. L'alcol. No, non è attenuato, no. Scusa, ripeti? No, niente. La ragazza diceva l'alcol. No, stavo scherzando, no, nel senso, cioè... Secondo me non esiste l'amore, quindi non è tradire. Non esiste l'amore perché comunque tu non hai mai provato l'amore o perché sei rimasta scottata? Perché non ho mai provato l'amore e penso che non esista. Non sono argomenti che mi interessano minimamente. Guardi, l'ho appena comprato. Ah, faccia vedere giusto. Lussuria. La passione? La passione della conoscenza. Un filosofo, No. Quindi lei è convinta che nessuno possa amarsi per sempre? Non credo molto. Come mai è scettica? Forse perché sono separata, probabilmente è questo che mi porta a una quindi a causa risposta negativa, quindi. Ascolti, ma secondo lei il tradimento a volte il tradimento è necessario o no? Non lo so. Può aiutare una coppia, insomma, stanca della routine? Non lo so, francamente non lo so. Probabile. Ascolti, ma se lei dovesse essere tradita, come si comporterebbe? Accetterebbe? Non ne ho idea perché non ho avuto modo, non ho sperimentato questa situazione, esatto. Quindi non lo so. Probabilmente l'avrei leggermente allungato. Come si suol dire qui da queste parti, vabbè. Esatto.
appena, poi non lo so, magari Avrebbe praticato uno stiramento. sì, un po' più alto. Vabbè, così ci avrebbe guadagnato. Beh, dipende. Penso di sì, cioè almeno per me sì. Quindi tu sei innamorata, secondo Sì. te? Sono innamorata e ti dico che sono 4 anni che non lo vedo, cioè non è che non lo vedo, però siamo lontani eppure ci sono sempre insieme, 4 anni. Quindi la lontananza non deteriora l'amore? No, secondo me no, poi dipende dalla persona, non mi fai. Guarda, l'ultima domanda. Secondo te invece il tradimento, che cos'è in una coppia? Cosa può portare in una coppia? Poi dipende dalle situazioni, non lo so. In che senso? Dipende dalla coppia, come. Falla anche a lei una domanda. Passa da questa parte, non te lo so dire la verità. Tu accetteresti un tradimento? No. Se mi dovrebbero tradire non è che poi ci ritorno di nuovo, no, finita lì. Quindi no. Ma secondo te invece un grande amore, quindi un sentimento fortissimo, può recuperare un rapporto in cui c'è stato un tradimento? No, perché anche se sei innamorato non tradisci. Evidentemente vuol dire che non sei più innamorato, no? Perché se io voglio bene una persona mica la tradisco. Almeno io la penso così. Signora, esiste l'amore eterno? Io con mio marito ci sono quasi, cosa 40 anni, allora 37, quasi 40 anni ci sono. Ma quindi è un amore proprio che dura da tutta una vita? Bisogna anche, Anche? se non è amore proprio, però bisogna starci sempre col marito. Ah, quindi lei dice anche se l'amore magari diminuisce... Bisogna starci lo stesso col marito, allora. Ormai me lo son Non devi preso. andare con gli altri, no? Quando ti fai una truppa di figli, vuoi che te ne vai anche con un altro uomo? Poi sei macca allora. Oh, eppure il tradimento effettivamente è molto diffuso oggi. Oh, gli uomini già sono più scarinzoloni, no? Vero? In che senso, scusi? Perché gli uomini già scurinzolano sempre da una parte all'altra, no? Sono farfalloni, dice. Farfalloni. Ma secondo lei le corna, il tradimento, insomma, cosa... Vuol dire che sono gli uomini viziosi sono quelli. E le donne non tradiscono? No, le donne no. Le donne lo fanno se per caso l'uomo sa che si mette le corna, allora magari glielo fa anche la donna. Ah, quindi lei è femminista in questo senso. Ma sì. ascolti, in realtà in Italia, le dico una verità statistica, le donne tradiscono molto più degli uomini. Vero, si vede che non la contentano bene il marito allora. Io penso di sì se un uomo si comporta bene. Sempre quindi l'uomo che deve... Certo, per me sì, sempre l'uomo, dipende sempre dall'uomo. Ma perché secondo lei dipende sempre dall'uomo? Perché l'uomo adesso non si sa comportare bene come si comportava una volta. Cosa cambia dall'uomo di oggi all'uomo di prima? Molto, molto. Perché esempio? prima l'uomo era uomo e portava i pantaloni, adesso l'uomo non è più uomo. E cosa porta l'uomo? L'uomo cosa porta? E porta i pantaloni per modo di dire, perché comandano più le donne che gli uomini oggi. Quindi lei come vede il tradimento? Io vedo il tradimento che è una cosa brutta, male. Sia dalla parte della donna sia dalla parte dell'uomo. Ma lei lo accetterebbe un tradimento? Io no, me lo lascerei subito in tronco. E tradirebbe? No, mai. Quindi se dovesse scoprire un tradimento di suo marito, che so, magari lei innamoratissima di suo marito, potrebbe perdonare secondo lei? No, non lo perdonerei. Quindi... Perché come donna, per mio marito esistevo solo io, non altre persone. Lei cosa ne pensa? Che non sia così? Allora basta. Certo che esiste, la Bibbia lo dice. Quindi la Bibbia predica l'amore incondizionato? Esatto, Gesù stesso lo disse, di predicare, di fare il bene agli altri, quindi così come lo faccio io sono un testimone di Geova ad esempio, e predichiamo alle persone di amarsi gli uni gli altri. Io parlo però di rapporto uomo-donna, secondo te può esistere un amore che duri nel tempo e per sempre? Certo, per forza esiste. E cosa pensi invece del tradimento? Il tradimento è una cosa che comunque devono vedersi le persone, cioè nel loro cuore. Io ad esempio non credo nel tradimento e non tradirò mai la persona che amo, assolutamente. È una cosa che viene dal cuore e so che starei peccando anche verso Dio se sto tradendo in quel momento. Quindi tu dici un tradimento verso la persona amata è anche un tradimento a livello spirituale, però se tu dovessi essere tradito come ti comporteresti? Penso che non perdonerei mai la persona che mi ha tradito, assolutamente. Nonostante la Bibbia contempli il perdono? Dipende dal perdono, dal perdono al perdono, perché la Bibbia condanna apertamente il tradimento e addirittura viene detto che l'unico modo per poter divorziare da una persona è col tradimento. Quindi il tradimento secondo te reciderebbe completamente il legame? Esatto, assolutamente sì. L'unico modo per poter divorziare da una persona è proprio il tradimento, non c'è altro modo
per divorzare una persona, solamente col tradimento. Cari spettatori di Alta Pressione, anche questa nuova puntata di Alta Pressione, gioco di parole, finisce qui. Con l'amore eterno abbiamo concluso, abbiamo trovato persone simpaticissime. Speriamo che voi siate con noi in eterno fin quanto dura il programma. Grazie.